Tragedia nella notte a Oristano. Una ciclista, Silvia Obinu, di circa 36 anni, è morta sul colpo dopo essere stata investita sulla strada 292 tra Nuraki e Rola Sardo. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Fra poco ti rivelerò i dettagli sull'inchiesta. Lascia un like e iscriviti al canale. Il drammatico incidente è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza sulla strada che collega Nuraki a Riola Sardo, due paesi del territorio di Oristano. La vittima, Silvia Obinu, stava tornando a casa quando è stata travolta con violenza da un'auto che procedeva nella sua stessa direzione. L'impatto è stato violentissimo e la donna è morta sul colpo. Inutili i soccorsi del 118 e l'immediato tentativo di aiuto da parte dell'automobilista. La polizia stradale di Oristano ha sequestrato entrambi i veicoli. Ma perché i rilievi stanno riscontrando discrepanze cruciali? Le indagini devono chiarire la dinamica esatta, poiché le fonti non concordano sull'età precisa della vittima né sulla classificazione esatta della strada 292. Il mio pensiero va alla famiglia della vittima. Seguimi per altre notizie ambientate sulle nostre strade e mille grazie per essere rimasto qui ad ascoltare questa tragica notizia. Ciao e stammi bene, ci vediamo per il prossimo aggiornamento.